Va bene, gloria al Signore. Amen. Apriamo la Bibbia, vogliamo adesso accostarci alla parola del Signore. Leggeremo la prima lettera di Giovanni. Alleluia, non il Vangelo, ma la prima lettera di Giovanni, capitolo 1. Poi proseguiremo il capitolo 2 fino al verso 17. Tutto il capitolo 1 e il capitolo 2 fino al verso 17. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1. Gloria al Signore. Inizio la lettura. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista. Ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello, dico, che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Amen. Noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra gioia sia completa. Alleluia. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce. Amen. Amen. E in Lui non c'è tenebra alcuna. Alleluia. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nell'oscurità, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni ingiustizia. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figliuoli miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve, anche lui, camminare nel modo che egli camminò. Diletti, non è un nuovo comandamento che io vi scrivo, ma un comandamento vecchio, che aveste dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. Tuttavia, è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. Alleluia. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non c'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Alleluia. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa da dove egli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi.
Figliuoli, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Fanciulli, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. È una lettera che l'Apostolo Giovanni scrive. È una lettera che l'Apostolo Giovanni scrive a tutti i credenti. È una di quelle lettere che vengono definite cattoliche, cioè nel senso universale. La parola cattolico vuol dire universale per tutti. Difatti non è indirizzata ad una chiesa specifica, vero? È indirizzata a tutti i credenti di ogni tempo e anche per noi. Amen. E l'Apostolo Giovanni incoraggia in un modo straordinario i credenti perché dice quel che era dal principio, quel che abbiamo udito insieme agli altri apostoli. Abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, abbiamo conosciuto Gesù. E quello che era dal principio, da come si è manifestato nella nostra vita, ancora continua a manifestarsi con voi, in voi, per mezzo della nostra testimonianza. In poche parole, vuole dire questo, quello che era dal principio, quel che abbiamo udito, abbiamo visto. E riferendosi a Gesù, dice di Gesù che egli è la parola della vita. Amen? Cioè la parola vivente, la parola di Dio vivente. E loro lo hanno conosciuto personalmente. Quindi, come dire, vi è garanzia, no? Perché non abbiamo inventato una dottrina. Amen? Amen. Ma ancora oggi Gesù parla a voi, parla a noi, amen? Da quando è iniziato l'opera sua di grazia, da quando si è manifestato al mondo in forma umana, amen? Manifestando la grazia di Dio Padre. Non c'è una nuova dottrina, ma ciò che era dal principio, noi continuiamo ad osservarlo, a predicarlo, amen? E a servire il Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, amen? E tutto questo affinché noi e voi, dice Giovanni, possiamo avere comunione. Possiamo essere uniti da qualcosa che abbiamo in comune. E questo vuol dire avere comunione. Cosa abbiamo in comune noi? L'amore di Dio. O no? Amen. Cosa abbiamo in comune noi? La stessa forse esperienza, forse in modo diverso vissuta, ma comunque la stessa esperienza di salvezza, no? Amen? Amen. Crediamo nella vita eterna, amen? Abbiamo la stessa certezza, gloria a Dio, perché nulla è cambiato, amen? E nulla deve cambiare, e ci impegniamo affinché nulla cambi, predicando sempre lo stesso Vangelo, anche se passano gli anni, passano i tempi, questa è la stessa parola, lo stesso Vangelo che è stato predicato dal principio. Gloria al nome del Signore. E in modo pratico dice: questo è il messaggio che abbiamo udito noi da Lui e che vi annunciamo.
Messaggio semplice. Dio è luce. Amen. 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 Messaggio Amen. semplice, messaggio potente, che dà speranza. Amen. Alleluia, dà speranza dove ci sono le tenebre. Alleluia, dove non c'è Dio, regnano le tenebre. Dio è luce. Amen. Quello che ribadisce Giovanni è: Dio è luce. Non dobbiamo camminare nelle tenebre, nascondendo qualcosa. Dobbiamo parlare con Dio, così, come si parla con un amico in preghiera, perché Lui c'è. Amen. Vedete, non ci siamo messi d'accordo con la sorella. Amen. Bisogna parlare in verità, perché Dio è luce. Non possiamo e non dobbiamo nascondere i nostri errori, i nostri sbagli, il nostro peccato. Amen. Quando si parla di errore, di sbaglio, si ha a che fare con qualcosa che involontariamente, no? Tu compi, non vorresti, ma hai sbagliato, no? Ma il peccato è qualcosa che volontariamente decidiamo di accettare nella nostra vita, perché ci solletica, perché ci stuzzica, perché in qualche modo ci procura piacere. Ma io ti dico, ma ti procura piacere la presenza di Dio? O no? Quando sei alla presenza di Dio c'è la luce, vero? Non stai bene nella luce, non godi nella luce. Perché avere questa cosa di nasconderci, nascondere tutto? Noi non possiamo nascondere nulla a Dio. Lui sa tutto di me e di te. Gloria al nome del Signore. Noi non possiamo dire, dice ancora l'Apostolo Giovanni in questa lettera, non possiamo dire di essere senza peccato. Noi abbiamo il peccato, fa parte di noi. La nostra natura è peccaminosa, ci induce ad errare, a sbagliare, ad offendere Dio. Ma Dio ha provveduto alla soluzione per questo. Il suo figliolo Gesù. Amen. Alleluia. Per questo l'Apostolo ci incoraggia a confessare a Dio ogni cosa. Non possiamo vederci perfetti. Ma come sai, io ho 30 anni di fede. Frequento sempre la Chiesa, ma chi la tocca la Chiesa? Non vuol dire essere salvati. Amen. La salvezza è Gesù. Amen. La Chiesa non salva, la Chiesa predica Cristo. Amen. La Chiesa evangelizza, la Chiesa cura le anime. Ci cibiamo insieme, amen? Preghiamo gli uni per gli altri, insieme siamo comunità. Alleluia. Siamo parte del corpo di Cristo. Ma non è un'adunanza di persone perfette. Non so se siete d'accordo. Amen. Amen. Noi non siamo perfetti, non è perfetto il pastore, non è perfetto l'angelo, non è perfetto nessuno. Ma tra di noi c'è colui che è perfetto. Amen. La perfezione assoluta c'è ed è in mezzo a noi. È Gesù. Amen. Alleluia. Figliuoli miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, il nemico ti mette in testa una cosa: hai peccato, ormai hai perso la salvezza, è tutto finito, hai peccato. E qui invece l'Apostolo dice: ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. E chi è questo avvocato? Gesù Cristo, il giusto. Amen. Alleluia. Vuol dire che se tu confessi il tuo peccato, non puoi più tornare indietro. Il tempo indietro noi non possiamo più portarlo, no? Quello che è fatto è fatto. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figlio.
affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Amen. Alleluia. Noi non dovremmo peccare, ma anche se non vuoi peccare, anche se non voglio peccare, perdonatemi, siamo fatti di carne. Noi sbagliamo, offendiamo Dio tante volte e per questo dobbiamo allontanarci dalla sua grazia. Se ci allontaniamo dalla grazia di Dio, allora veramente è finita. Viene la morte eterna. Ma Dio ci ha dato la soluzione. Amen. Confessiamo i nostri peccati senza nasconderli a Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia. Lasciamo che il suo sangue ci lavi e ci purifichi. Amen. Amen. Questo non vuol dire pecca tanto, non vuol dire questo. Non vuol dire pecchiamo pure perché tanto Gesù ci perdona, è buono. Amen. Non vuol dire questo. Questo vuol dire facciamo di tutto per ubbidire alla parola. Amen. Camminiamo come ha camminato Gesù, sforziamoci. Amen. Amen. Ma se falliamo, se dovessimo fallire, noi sappiamo che il sangue di Gesù ancora oggi ci lava e ci purifica da ogni peccato Amen. e ci ricongiunge di nuovo al Padre. Ma non dobbiamo più rifare gli stessi peccati. Amen. Vi ricordate cosa disse Gesù a quella donna? Che tutti la lapidavano. Questa donna ha peccato. Tutti pronti. Questa donna ha peccato. E poi che Gesù non sapeva che quella donna aveva peccato. Ma anche tutti quelli che non lì avevano peccato. Oh, chissà cosa scriveva Gesù, non lo so. È un mistero. Un giorno quando sarò alla presenza del Signore, vi assicuro, è una di quelle domande che farò a Gesù. Scusa, ma chi scrivevi? Va bene? Un leggero sorriso per sdrammatizzare. Gloria a Dio. Amen. Ma cosa disse Gesù a quelle persone? Chi di voi è senza peccato? Chi è il primo a scagliare la pietra? Dio è luce. Amen. In quel momento la luce aveva parlato. Alleluia. Ha dei cuori pieni di tenebre. È vero? E quando la luce parla, le tenebre vengono sconfitte. Amen. Quelle persone, uno ad uno, fecero cadere le pietre. Chi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Insomma, chi è senza peccato? Forse molto, qualcuno, se non tutti, erano stati proprio con quella donna. È una peccatrice, una meretrice, una prostituta. Chi di voi è senza peccato? Scagli la prima pietra. Scapparono tutti. Perché la luce si era manifestata in quel momento per quella donna bisognosa di salvezza. Amen? Alleluia. E poi rimangono da soli. Gesù e quella donna. Alleluia. Quella donna trova, inizia a avere comunione con la luce. E cosa dice Gesù? Donna, dove sono i tuoi accusatori? Sono andati tutti via. Neanche io ti accuso. Ma vai e non peccare più. Cioè io ti ho perdonato, i tuoi peccati sono cancellati, ma adesso vai, vivi una vita conforme all'insegnamento di Dio. Amen. Vedete l'incontro della luce, la luce che sconfigge le tenebre. Dio è luce. Amen. E questo è il messaggio che c'è fin dall'inizio. E ancora oggi, grazie a Dio, abbiamo lo stesso messaggio. Amen. Amen. Alleluia. L'Apostolo invita all'obbedienza. Diletti, figliuoli. Immagino l'Apostolo Giovanni, ormai anziano, no? Può permettersi di dire figliuoli. Non erano figli suoi, ma spiritualmente ci dia grazie, Signore, di generare figli. Amen.
Cioè con la testimonianza nostra, no? Con la predicazione, con la testimonianza, con la nostra vita. Facciamo in modo che altri possano essere figli di luce come noi, amen? E accettare Gesù. Ed è per questo che si rivolge ai credenti, diletti, figliuoli. Io vi do un comandamento vecchio, ma eppure è sempre nuovo. Cosa vuol dire? La parola di Dio non passa mai. Nessuno può dire, questa è parola, 2000 anni fa, e vuoi che oggi, no, ancora oggi è parola eterna, Amen. parola vivente che tocca i cuori, o no? Amen. Mi sto sbagliando, gloria a Dio. Amen. Ancora oggi vi do un comandamento vecchio eppure nuovo per voi. Alleluia. Qual è questo comandamento? Di amare. Chi ama suo fratello è nella luce. Chi odia suo fratello è nelle tenebre. Semplice insegnamento, ma è verità. Noi siamo portati, siamo chiamati ad amare. Alleluia. E vi dico di più, ma non di più, oltre quello che è scritto. Aggiungo ancora quello che è scritto. Dobbiamo amare anche i nostri nemici. Amen. Amen? Amen. Perché chi ama è nella luce. Chi non ama odia e qualche tenebra c'è. Ma Dio spezza ogni catena, perché Dio è luce. Amen. Noi vogliamo amare, al resto ci penserà Dio. Amen. E credetemi, Dio sa quello che fa. Amen. Alleluia, gloria al Signore, amen. 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 Dio sa quello che fa. E ognuno ha la sua giusta retribuzione. Amen. Se non ora, un giorno in cielo. Amen. 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 Alleluia. Gloria a Dio. Noi serviamo il Signore Alleluia. e vogliamo un giorno sentirci dire: entra, benedetto figlio mio, entra nella gloria eterna del Padre mio. Amen. Amen. Entra, gloria a Dio. Io ho preparato questo luogo per te, questa è l'eternità. Entra, benedetto dal Padre mio. Alleluia. Ma non tutti udranno questa parola. Altri udranno un'altra parola che indicherà un altro luogo di sofferenza eterna. La parola di Dio è per tutti. Vedete, abbiamo letto: figliuoli, io vi scrivo. Giovani, io vi scrivo. Padri, io vi scrivo. Fanciulli, io vi scrivo. Amen. La parola di Dio è per ogni età. Amen. Alleluia, credetemi. Dio parla ai fanciulli, ai piccoli, e sa come parlare. Amen. Parla agli adolescenti e sa come parlare e raggiungere il loro cuore. Parla ai giovani e sa come parlare ai giovani, dandogli anche fiducia ai giovani, perché dice l'Apostolo: giovani, io vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Giovane, se lo vuoi, puoi essere uno di questi giovani. Amen. Amen? Se questa mattina il Signore tocca il tuo cuore, puoi essere uno di questi giovani. Giovani, siete forti. Amen. Nessuno discute la forza del giovane. Non una forza non solo fisica, ma anche interiore. I giovani hanno tanta determinazione, tanta grinta. È vero? Pensa, se questa tua qualità che Dio ti riconosce, la mettessi a disposizione di Dio, Amen. della luce. Alleluia. Oh, quanta luce! Spanderesti per la gloria di Dio. Alleluia. Alleluia, ma noi preghiamo il Signore affinché tu, giovane, possa prendere la decisione giusta. È una parola rivolta anche ai padri. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. La parola di Dio è per tutti. E c'ha un invito, questo brano che abbiamo letto, a non amare il mondo. Questo è un concetto un po' ampio. Non è che bisogna odiare la terra.
in quanto mondo dove viviamo, pianeta, no? Dobbiamo non amare la concupiscenza che è nel mondo, il peccato che regna nel mondo e che facilmente ci avvolge. Questo non lo dobbiamo amare, perché il mondo passa con la sua concupiscenza. La concupiscenza è il desiderio che mette, che alimenta nella vita dell'uomo, quel solletico, quella cosa che il peccato ti stuzzica, la tentazione, desiderio carnale. Questo, se noi cadiamo, dobbiamo sperare che quando gridiamo, pentendoci, Dio stenda la sua mano ancora per tirarci fuori dal fango. Amen. Gloria al Signore. Ma l'invito che ci fa la parola è non amare il mondo, perché il mondo passa e passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio, cioè chi sceglie per la luce, dimora in eterno, non passerà mai. Tu continuerai ad esistere perché hai scelto la luce. Amen. Gloria a Dio. Possiamo dare gloria a Dio. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chinare il nostro capo.